Allora, eccoci qui al Music Day, ci è venuto a trovare allo stand di Soundtrack City Eugenio Tassitano. Ciao Eugenio. Ciao a tutti. Ti vedo armato del tuo libro, no? Eccolo qua. Senti, lo metti un po' più in primo piano così lo facciamo vedere. Ecco, vabbè, allora la prima domanda che ti faccio è proprio a proposito del tuo libro. Mi dicevi che lo stai presentando anche in giro e tra un po' farete un evento insieme a Marco Werba a Sermoneta, dico bene? Sì, al Festival dell'Audiovisivo. Sì. Sermoneta, io sono mercoledì, Marco Werba sarà venerdì. Io parlerò ovviamente del rapporto della coppia magica Alfred Hitchcock e Bernard Herrmann, e Marco farà il suo seminario sulla musica del cinema thriller. Ok. E senti, io l'altra volta ti volevo fare una domanda su questo tuo libro. Ovviamente parlare di Herrmann e Hitchcock non va bene perché in questo contesto, perché ci vorrebbe mezz'ora 40 minuti solo per approfondire una parte, però invece mi interessa proprio una questione. Herrmann e Hitchcock a un certo punto insomma litigarono, da quanto ho capito, e via dicendo. Mi dici, tu che probabilmente hai studiato più di me la questione, quali erano i motivi, in questo caso soprattutto estetici, che hanno portato artistici hanno portato a questo? Allora, Herrmann era diventato assolutamente l'alter ego musicale di Hitchcock, quindi per quanto riguarda la coppia, a livello artistico non c'era nessun problema. Il problema era che le pressioni che aveva Hitchcock dalla parte della produzione erano molto forti per utilizzare musica pop, musica più fiabile, canzoni che trainassero i film, e quindi queste pressioni a un certo punto diventarono troppo forti. Hitchcock veniva da un insuccesso commerciale che era Marnie, che un bellissimo film, ma purtroppo non ebbe il riscontro sperato, e quindi la produzione impose quasi ad Hitchcock appunto di utilizzare un approccio musicale diverso. Hitchcock chiese questo ad Herrmann, ma Herrmann ovviamente continuò a fare sempre di testa sua, con le sue grandi orchestrazioni, con le sue musiche molto introspettive, complesse, e quindi Hitchcock praticamente non poté più accettare questo approccio di Herrmann, perché era ansioso comunque di accontentare i produttori, non poteva accettare un nuovo insuccesso e non poteva accettare che Herrmann continuasse a fare di testa sua, e quindi purtroppo questo causò una frattura insanabile. Però ciò non toglie che appunto artisticamente erano assolutamente, come dire, complementari, quindi loro avevano la stessa visione della vita, delle questioni, diciamo, come dire, romantiche, no? Sì. Un approccio romantico della vita, avevano la stessa visione ed erano anche molto amici, quindi fu una rottura molto forte, determinata appunto in fondo da fattori più esterni che artistici. Che avevano a che fare con la produzione più che con la... Le esigenze produttive. Allora, il libro di Eugenio io l'ho letto, ve lo consiglio a tutti quanti, anche perché Bernard Herrmann, parliamoci chiaro, è forse il più grande maestro internazionale, perlomeno forse è quello che ha gettato le basi veramente della... No? Credo che sia un artista che non si possa non conoscere, è assolutamente fondamentale per chi studia la musica e il cinema, per qualsiasi appassionato. Sì. Io li definisco ogni tanto il Bach della musica applicata, può essere, o sono esagerato? Ma sì, ma lui sicuramente ha creato una ventana totalmente nuova, è stato come se nel periodo musicale dal classico siamo passati al romantico, cioè è proprio un approccio che diventa da descrittivo a narrativo nella musica. Quindi un cambio di passo epocale. Io dico anche negli incontri che tengo che è come se fosse arrivato Freud nella musica del cinema, no? Sì. Per la sua capacità di entrare nella pelle dei personaggi e entrare proprio nelle dinamiche della storia e nei sentimenti e nelle emozioni più profonde dei personaggi che raccontano i film. Guarda, io
non ti trattengo oltre, anche perché mi piacerebbe invece parlarne in trasmissione proprio di Herman e di questo tuo libro, perché veramente merita. Ringrazio Eugenio Tassitano al Music Day. Ciao.